Rubinato incalza, Zaia replica che di suggeritori non ha di certo bisogno. Sul referendum per l'autonomia del Veneto, scambio di battute a distanza ai nostri microfoni tra la deputata del PD, ospiti a Sveglia Veneti, e il presidente della regione. Rubinato sostenitrice del referendum sull'autonomia, che, dice, non va rinviato oltre. Continuare a rinviare la data significa intanto dar adito a continue voci, strumentalizzazioni, ma si fa, non si fa, si rinuncia, non si rinuncia. Invece io dico mettiamo un punto fermo, si fissi la data. Due, siccome la Corte dice prima di partire col negoziato col governo facciamo il referendum, va fatto prima perché è anteriore, e continuiamo a rinviare il negoziato, quindi non si apre quel tavolo di trattativa che deve finalmente portare a casa qualche risultato e quindi il ritardo nell'indire il referendum è ritardo nel cominciare finalmente la trattativa e a portare a casa qualche risultato concreto. Piccata la risposta del governatore che non si fa scippare la paternità del referendum. Il governo da Rubinato, vorrei ricordare che ci ha impugnato la legge per bocciarsi il referendum, non c'è riuscita, sempre il governo da Rubinato e a dicembre ha tentato di fare un ulteriore referendum per togliere tutte le competenze della regione, cioè non vorrei mai che adesso chi ha da dare deve avere e chi deve avere deve dare. Cioè, capiamoci, il referendum lo si fa perché noi abbiamo fatto una battaglia, lo facciamo. È il referendum dei Veneti, non è il referendum mio o di un partito, però è bene anche che ristabiliamo, come si può dire, l'ordine delle cose. Zaia, che dopo l'ennesima impugnativa da parte dello Stato, difende a spada tratta anche la legge Prima i Veneti. Riproporremmo la legge, riproporremmo ancora questa operazione perché non capiamo per quale motivo noi veniamo penalizzati. A me risulta che altre regioni magari non diranno prima Trento o prima Bolzano, però comunque le leggi se le fanno e i risultati si vedono.